Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa mattina, su incarico della Procura di Catania, le forze della Guardia di Finanza etnea hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di 21 persone nelle province di Catania, Siracusa, Trapani e Palermo. Sono sospettati a vario titolo di essere parte di un'associazione criminale di stampo mafioso, di traffico organizzato di droghe e riciclaggio. Sequestrati 11 attività commerciali, 13 beni immobili e 50 rapporti finanziari. 3 settimane dopo un incidente stradale accaduto vicino a casa sua in Viale Michelangelo, Salvatore Potenzano, un 83enne di Palermo, è morto. Era ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia a causa delle sue gravi condizioni cliniche. Secondo la polizia municipale, l'anziano stava rientrando in casa dopo aver fatto degli acquisti in farmacia la sera del 20 gennaio intorno alle 7:30 di sera. È stato investito da uno scooter guidato da un giovane di 28 anni illeso, adesso accusato di omicidio stradale. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15:30 nella chiesa madre di Pietraperzia i funerali di Margherita Margani, la donna di 62 anni uccisa dalla nuora nei giorni scorsi. L'udienza di convalida per la donna accusata di aver ucciso la suocera con un coltello e un paio di forbici si è tenuta nelle scorse ore di fronte al GIP del Tribunale di Enna. Laura Di Dio ha affermato di aver agito in difesa dell'aggressione da parte della suocera. Il giudice valuterà la richiesta dell'avvocato di concedere i domiciliari per la donna, che è madre di una bimba di 5 anni. Meteo in peggioramento a causa dell'aria fredda che proviene da nord-est, che incontra le superfici del mare più mite. Si formerà una struttura ciclonica estremamente violenta che è caratteristica dell'uragano del Mediterraneo. Questo fenomeno si presenterà nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà molto nuvoloso e potrebbero esserci deboli precipitazioni in tutta l'isola, con neve sopra i 700 e 900 metri. La sera i fenomeni si intensificheranno sulla Sicilia orientale, mentre tendono ad esaurirsi sull'ovest. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.